4 Confindustrie venete, Padova, Vicenza, Verona e Rovigo, incontrano i candidati alle elezioni politiche per proporre loro un percorso per salvare l'impresa italiana che vive un momento di grave sofferenza. I problemi del paese si vedono. Oggi stiamo soffrendo come non mai, noi stiamo vivendo una guerra economica che sta colpendo particolarmente il mondo delle imprese e su questo c'è bisogno che la politica si svegli fuori, reagisca e dia delle risposte concrete, non promesse, fatti. Siamo in un momento molto critico della nostra economia e del nostro paese. Magari non si può neanche dirlo con chiarezza, quindi dire come poter vincere queste 3 sfide che noi abbiamo posto, di tornare ad avere un debito pubblico che rientri dal 120% al 100% del PIL, ritornare a crescere il 2-3% all'anno con un tessuto produttivo prettamente manifatturiero, quindi riportando la percentuale del manifatturiero che oggi è il 16% del PIL almeno il 20%. La proposta è una sorta di piano Marshall straordinario per il quale, dicono gli industriali, le risorse ci sono e si possono trovare. Ecco le proposte. Lo Stato deve prima di tutto onorare i propri debiti, e questo per questioni finanziarie ma per questioni anche etiche. Dopodiché 90 miliardi di cessione dell'attivo da parte dello Stato che deve andare a ridurre il debito pubblico, deve essere lo Stato a pagare i propri debiti, e poi abbiamo individuato 180 miliardi in 5 anni di fonti e impieghi variamente articolati, ma la cui priorità è quella di riduzione del cuneo fiscale, soprattutto per il settore manifatturiero. Bisogna mettere le nostre aziende in grado di competere sui mercati mondiali. La situazione economica appare in molti casi drammatica, non solo perché i dati sulla produzione stanno ancora calando, ma perché sono sempre più numerose le imprese e gli imprenditori che non ce la fanno più ad affrontare la crisi. Questa campagna elettorale sta rallentando tutto e sta appesantendo tutto, perché mi sembra più impostata su slogan che su fatti, quindi un intervento shock è urgentissimo. Tema assente, reclamano gli industriali, è quello dei costi dell'energia, motore di tante imprese venete.